Canto d'ingresso, il Signore è la mia salvezza, al numero 216. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno ero lontano da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la salvezza è qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Riconosciamo di essere peccatori, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo che vieni a salvare chi è perduto, Cristo eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio, che ci hai reso figli della luce, col tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò il pasto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: spesso si provvederà all'olocausto. Tutti e 2 insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto. Abramo chiamò su quel luogo: il Signore vede, perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse:
Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai risparmiato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in Bersabea, e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed egli mi ha. Camminerò del Signore nella terra. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito a Gesù, passò l'altra riva e giunse nel tavolo un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui pestò. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire? Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora il paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Signore, Dio mise alla prova Abramo chiedendogli di offrire in olocausto il proprio figlio Isacco. La fede di Abramo è ferma, totale, fino alla disponibilità a offrire il proprio figlio come segno di obbedienza alla volontà di Dio.
Il sacrificio di Isacco consumato nel cuore di Abramo è prefigurazione del sacrificio del figlio prediletto del Padre. Ascoltiamo il drammatico racconto che avviene fra Abramo e Isacco. Isacco dialoga col padre in semplicità, senza timore. Ecco qui il fuoco, la legna. Ma dov'è l'agnello per il sacrificio? La risposta di Abramo: Dio stesso provvederà l'agnello. Abramo ha certezza e nella fede che Dio provvederà al stabilissima. La fiducia di Abramo sarà ricompensata quando la sua mano si stende per compiere il sacrificio, ma la sua mano viene bloccata dall'angelo del Signore che ascolta le sue parole. Non parli alcun male al ragazzo. Ora so che temi Dio e non mi hai rifiutato l'unico figlio nell'obbedienza. E per questa obbedienza ad Abramo gli viene rinnovata la promessa della benedizione della sua discendenza. Il Vangelo mette in evidenza il potere che ha Gesù nel dare la salute al paralitico, la salute fisica assieme alla salute spirituale, rimettendogli i peccati. Sono segni che rivelano l'identità del Signore. Il popolo presenta la guarigione spirituale, ma Gesù, di fronte ai pensieri malvagi di tanti presenti, li sfida con una semplice parola. Cosa è più facile dire? Ti sono rimessi i peccati, o dire al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio, ritorna a casa tua? Finalmente i buoni, davanti a tanta bontà del Signore, rendono gloria a Dio, lo accolgono e non lo concedono come gli abitanti di ieri che lo hanno allontanato dal loro territorio, anzi l'hanno voluto con sé e lo hanno voluto seguire. Che ha donato suo figlio sulla croce per il perdono dei peccati, accogli ora la preghiera del suo popolo e chiediamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché la Chiesa, generata dalla Pasqua di Cristo, annunci e testimoni con coerenza l'Evangelo del perdono e della riconciliazione. Preghiamo.
Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché le nostre comunità siano ricche di persone capaci di condurre altri all'incontro con il Signore Gesù, che ci libera e ci salva. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per quanti sono paralizzati dalla disperazione, dalla paura, dal rimorso, perché non disperino mai della misericordia di Dio, della possibilità di una vita nuova. Signore, la nostra preghiera. Per quanti sono tentati dal fanatismo e dal fondamentalismo religioso, perché scoprano il volto di un Dio che non vuole il sacrificio dell'uomo, ma dona se stesso perché tutti abbiano vita in Lui. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per noi che celebriamo questa Eucaristia, perché rendendo grazie al Signore per il dono del suo perdono, sappiamo trasformare le nostre comunità in luoghi di accoglienza e di riconciliazione. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. O Padre, che manifesti la tua potenza creatrice nel perdono dei peccati, accogli la preghiera di questa comunità e rinnovala nel tuo amore, perché annunci al mondo la tua misericordia incarnata nel tuo Figlio Gesù, per i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua intervina sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Siamo bevanda di salvezza, umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria.
per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, e nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. O Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, officio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, uno i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Goretti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per i secoli dei secoli. Impariamo da Abramo a compiere l'obbedienza di Dio per essere veramente secondo la sua volontà nella vita. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona la pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli. Signore di voi. Comunione sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, da tutto ciò che è qui sulla terra allontana da te la mia mente. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, perché al tuo amore infinito io risponda in pienezza d'amore. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, nel memoriale della tua morte
che per me tu visti in croce, mi rapisca te d'amore, unità con il Padre Altissimo e dello Spirito Santo, mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Preghiamo. Il sacrificio che abbiamo ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché, uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangono per sempre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di Santa Maria Moretti, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata docile davanti
ti hai portato dolcemente il suo dono d'amore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi, Maria.
Venite al Signore con canti di gioia. Riconoscete che il Signore è il solo Dio e chi ci ha fatto a Lui apparteniamo. Noi suo popolo e gregge. Venite al Signore con canti di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Cristo eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fino lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: figlio mio. Riprese: Ecco, qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e 2 insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio
e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora togliere un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice, sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse, giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai la mia voce. Abramo tornò a Bersabea. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore è misero ed Egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco li portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero tra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da presero gloria a Dio,
che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato la prima lettura e abbiamo visto come il Signore non ha risparmiato il suo figlio. Qui Isacco non viene sacrificato, ma il Signore Gesù sulla croce viene donato a noi. E nella pagina del Vangelo vediamo come il Signore interviene e quando interviene nella nostra vita ci rinnova sia l'interno che l'esterno. E di fronte allo scandalizzarsi della gente gli chiede: è più facile dire ti sono perdonati i peccati o alzati e cammina? Ecco, noi quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione veniamo perdonati completamente e che tante volte non ci crediamo fino in fondo e andiamo a cercare i peccati passati e dimentichiamo invece che l'amore del Signore è così grande che non se li ricorda più. Ecco, chiediamo allora la grazia di poter aderire giorno per giorno con fiducia all'opera che il Signore sta realizzando in ciascuno di noi. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, dal peccato e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno
come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il cane, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, tanto ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Goretti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Cristo, con Cristo e in Cristo, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidate
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia, sempre lì ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.